la nostra incursione televisiva. Abbiamo Del Noce, il sagomato di Del Noce qui con noi, l'hanno piazzato. Come va? Iniziamo questa puntata meravigliosa. Oggi cos'è? Giovedì? Giovedì, sì, perché... Giovedì. Oggi è giovedì, no, perché diciamolo, oggi abbiamo registrato la puntata di domani. Sì, diciamolo, esatto, l'abbiamo registrata stamattina alle 10 del mattino e parlavamo come se fosse venerdì. E dunque siamo fuori fuso orario. Non riusciamo a capire che giorno è oggi, però siamo in diretta. Sì. Avremo come ospite Laganà oggi, Rodolphe, che ancora non c'è. Laganà non c'è ancora, arriverà molto presto. Grande attore, soprattutto a teatro, con questo spettacolo che si intitola Geneticamente Mortificato. Sì. Poi ci faremo raccontare uno spettacolo che lui porta in giro da un anno, e poi voglio dire, a parte i suoi film, come non notare la sua presenza in alcuni spot che io non dovrei neanche dire perché ha la concorrenza insieme a Christian De Sica, però li fanno talmente bene, sono talmente divertenti che bisogna dare a Cesare quel che è di Rodolfo, ma soprattutto quando Christian gli dice a Pasqua e gli mette la mano sotto il mento, e si vede anche nello spot che lui è infastidito quando gli dicono così, si vede. Poi parleremo di tutto questo e io vorrei sentire anche Mike Bongiorno in diretta e dico: sai che ti passo la Ganà, quello degli altri spot? No, non devi parlare con quelle persone lì, sicuramente. Ma di come Rodolfo chi? La Ganau, perché lui parla inglese, no? Quindi buongiorno Cremonello. Buongiorno. Buongiorno. Tra l'altro buongiorno. Basta, salutato, ci siamo levati il pensiero. Allora, no, scherzo. Come è andata a Ostia ieri sera? Bene. È andata a Ostia, ha fatto la comunione, che ne so, non lo so. È andata a Ostia, è andata a dormire a casa del trombone Ambrogio. Certo, dormire con un trombone. Perché Ambrogio vive ad Ostia e si è andata a trovarlo. Una sera che fa da Ostia? Torna a casa a Roma? No. Dorme a Ostia. Dove ti hanno messo a dormire? Nel salotto. Sul trombone. Nel salotto. Ma non capisco perché. Perché è carino, la gente vuole sapere cosa facciamo noi di giorno della nostra vita normale, no? Senti, piuttosto scusate se interrompo, ma c'è uno qua in prima fila, sembra Ahmadinejad, quello qua, lo vedi? Qua. Ma lui, guarda, Ahmadinejad è uguale, quello dell'Iran lì. Come va? Tutto bene? Bombe atomiche? Ne abbiamo? Allora, vogliamo cominciare subito con leggere un po' il giornale? Dai. Allora, oggi uno dei critici più, come possiamo dirlo, ragazzi, aiutatemi, uno dei critici più accreditati nel panorama diciamo della comunicazione, anche professore alla Cattolica di comunicazione, scrive per il Corriere della Sera a pagina 59, quindi andate a vedere casualmente il mio titolo, anno di nascita. il tuo anno di nascita, pensate, il titolo dell'articolo è Telegatti per tutti, ma non ai migliori. E lì io sono candidato. Già. La prima va a te. È la prima. E la prima me la prendo io. La seconda. Però vedi, bisogna sapere accettare. Certo. Allora, poi uno legge l'articolo, casualmente si parla del più e del meno, poi dice: secondo me vincerà Fiorello, dice lui, però secondo lui, dice così, senza aver fatto un programma, questo è anche da dire, no? Beh, un paio l'abbiamo fatti, dai. Ma non si può essere premiati per 90 minuti di televisione, anche se c'è un 10 milioni, insomma. Ma la cosa che mi interessa, ecco qua, leggo testualmente. Dice Aldo Grasso, leggo che Marco Baldini da gennaio dovrebbe sostituire Affari Tuoi. Fesseria più grande. È mio amico. Non si potrebbe compiere. Mi ama. Perché Baldini non è adatto, e qui mi fermo. Ora, Baldini, non è che ti ha detto che non sei capace, ti ha detto che non sei adatto, il che non è un'offesa, ma è un consiglio. Possiamo dirlo in questo caso, Aldo Grasso ti sta trattando da amico, perché lui, conoscendo già il programma che vogliono farti fare, lui non è che te lo diciamo noi gli autori che te l'abbiamo detto miliardi di volte, lui te lo scrive e ti dice che non sei adatto. Fossero state le previsioni del tempo, fosse stato, che ti posso dire, non lo so, Timbuktu, fosse stato che, ditemi un altro programma,
programma, forza, so, l'almanacco del giorno dopo, esatto. Fosse stato un programma di seconda serata, Amici, di Maria amici, Filippi. Marchette ad esempio. Esatto, esatto. Marco Marchetti, era perfetto, quindi ringrazio Aldo Grasso. Certo, Ringrazio moltissimo, grazie di avermi citato. Guarda, c'è gente come Federico Taddia che pagherebbe oro per avere una citazione di Aldo Grasso col suo screensaver, e lui niente, non scrive nulla di Federico. Questo, lui è Federico Taddia, questo pubblico. qua, fa programmi per ragazzi, la mattina di... Hai visto però? Tra l'altro in un orario dove la gente solitamente guarda la televisione tantissimo, alle 8 del mattino, domenica mattino alle 8:30. Che ora sei, Federico? Alle 9, adesso alle 9, screensaver, e abbiamo fatto la pubblicità. Comunque grazie ad Aldo Grasso che si è occupato di noi, in ogni caso, e a questo punto possiamo dare a Cremonesi quel che è di Cremonesi. E nel frattempo noi, mentre lui fa lo stacchetto, freghiamo una bella pasta di mandorla che è arrivata, non so da dove, non so chi l'abbia portata. Grazie. Da dove arrivano? Da? A Cireale. Però sei di Palermo, ma no, lei arrivano da Cireale. Però Cireale è la patria di queste cose, veramente. C'è una pasticceria da Cireale che è meravigliosa. Complimenti a tutti i maestri pasticceri di tutta la Sicilia, in particolare da Cireale. La pasticceria Laganà, tra l'altro, come l'ospite che avremo poi. Che non c'è adesso. Allora, arrivano agenzie. A Cireale, dove paga il bollo Vittorio Emanuele di Savoia. Aci Reale. Vabbè, giustamente. Pronti siamo? Sì, siamo pronti? Andiamo. 1, 2, 3, 4. Non riesci a cantarla? Non so il testo. Ma no, ma anche senza parole, perché tanto loro. Aspetta, finisce l'LP. Un attimo. Ha messo la raccolta, è molto lunga. Loro quando cantavano ruttavano molto. Sembravo, ma vorrei chiedere, ci sono due presenze qua seduti. Questa è una. Qua le scale. Vorrei chiedere, che sono di un'eleganza mostruosa. Non siamo. Usualmente non abbiamo. Uno vagamente assomiglia al direttore generale della. A Cappon. Uno sembra Cappon, ma non è lui. E l'altro sembra. Il figlio di Casini. È un po', vero? Sì, Casotto. Un po', vero? Ci assomiglia. Casetta, Casitto. Possiamo chiedere. È proprio curiosità, perché l'hanno tolto la fisionomica. Sì, esatto. No? No, diciamo buongiorno intanto. Buongiorno. Allora, lei è il signor? Andrea Muti. Parente? No. No. Di cosa che si dici occupa? No, che ne sai? Non lo so, di cosa si occupano? Di cosa si occupa? Vediamo se indoviniamo. Di stampa, giornali, eccetera. In che senso? Attenzione. Nel senso che scrivo Su quale giornale? su un portale che si chiama Libero. Non il giornale, il portale Libero. Il portale Libero. Ma è qui in veste Libero.it. sì, conosciamo. Ma è qui in veste di giornalista o in veste solo di pubblico? Sì, perché è venuto qua. Tutte e due. Ci sta osservando, attenzione. Che poi oltre a Sono due fas. Ok, passiamo allora salutiamo il dottor Muti. Gianni Donofrio. Come l'ha detto, anche lui deve essere un giornalista. Sì. No. Bene. E lei invece mi occupo di contenuti per un'azienda di telecomunicazioni. Qual è l'azienda, si può dire? Telefonica? Sì. No, non si può dire perché telefonica è dura. Non la diciamo perché poi arriva pure la Ganà. Poi esatto. ci sono. Quella della Ganà, No, è quella mia? La dica pure. Allora si può dire. No, ma no, guarda. Dai, scherziamo. Allora,
Allora, attenzione, salta l'accordo autostrade Abertis, sapete questa cosa delle autostrade, è saltata. Marezza di Benetton, azionista di Autostrade, dice: peccato, volevamo rifare il manto stradale a rombi, purtroppo è saltata questa cosa e non... che vuoi fare? Poi c'è stato un faccia a faccia di un'ora tra Fini e Berlusconi. Ecco, vediamo, sì, ecco, dice Fini dichiara, in realtà l'incontro, ma manca voglio leggere questo, è durato solo 10 minuti, ma dopo il nuovo lifting ci ho messo 50 minuti per riconoscerlo, ma non la leggo, questa non la leggo, non la voglio leggere, sono sempre le solite battute sul lifting di Berlusconi che poi non ha fatto. No, è una solo, sono delle creme. Sì, che lui si dà, delle creme a presa rapida. Molto a presa rapida. A presa rapida. Allora, vogliamo cominciare? Sì. O rimaniamo sempre qui al cazzeggio puro? Ma perché no? Però bello, perché non facciamo la prova della pasta di mandorla? Sasà, Sasà, ci avvicini due paste di mandorla? C'è la farina, io muoio lì. Ah già, perché voi dovete sapere che Baldini è allergico alla farina di frumento. Se lui mangiasse una di queste potrebbe morire, motivo per cui io gliene darei una subito. Grazie, no, grazie. Sasà, ferma il mondo. Ferma. Sta prendendo Italia. Tutto. Allora, vi faremo sentire la fragranza in radio di una pasta di mandorla siciliana. Sì. Silenzio totale perché si deve sentire il rumore, non so se si sente, Davide, io avvicinerò moltissimo, alzate il microfono. Ma vieni, non c'è la farina, zitto. Come non c'è la farina? Non c'è la farina. E come le fanno? Ah, con le mandorle. Mandorle, è tutta mandorla. È una cosa ovviamente dietetica. Mandorle, zucchero e miele. Attenzione, silenzio, pronti? Aspetta. Minchia, mamma mia. Viva Cireale. Io non so se per radio è arrivato il messaggio, ma proprio il miele esce dalla radio. E poi sai cos'è? La pasta di mandorla, automaticamente quando la mangi ti viene da dire minchia. È proprio una cosa. Scusate, la dobbiamo finire. Mettete filo. Mettete l'arrotino, mettete l'arrotino che dobbiamo finire. Mettete l'arrotino. Bom bom. C'è Vasco a San Siro, Italia mondiale, lo stereo balla, ma che cosa strilla, il rigore non si sbaglia. Senza respirare, chiuso dentro un metro, non ti fermare, nella testa forte il suono del mio iPod, non so ascoltare, l'equilibrio è rotto, prima o poi lo butto, cambio pure identità, cerco nella rete l'ultima novità, c'è da impazzire, spero di svuotare, tanto paga papà. Lo vuoi capire? Faccio un'altra rata, cambio fidanzata, mentre un uomo grida: è arrivato l'arrotino! Donne, è arrivato l'arrotino! C'è Vasco a San Siro, Italia mondiale, lo stereo a palla, ma avanti cosa strilla, il rigore non si sbaglia. Soffoco nel traffico, il semaforo è blu, ma lascia stare, compromessi in cambio di una vita da star, non si può fare, salgo un altro piano, ci sarà qualcuno, mentre un uomo grida: donne, è arrivato l'arrotino, c'è Vasco a San Siro, bella questa, Italia mondiale, lo stereo a palla,
canzone che stiamo mandando insieme ad RTL 102.5, infatti ci potete anche sentire sui 102.5 a me e a Baldini, perché abbiamo fatto i lanci di questa canzone. È stata una collaborazione tra emittenti molto bella questa qua, e ce ne dovrebbe essere di più. Vogliamo salutare Stefanino e Tribastoni Mario? Ah, eccoli. Che sono i due nostri collaboratori di Lo Stasera Pago Io 3. Loro sono animatori del villaggio turistico di quell'azienda per cui io lavoravo, che non possiamo dire perché sennò poi è pubblicità. Vi ringrazio di essere venuti. Volete fare un saluto agli amici e consanguinei? Molto volentieri, salutiamo gli amici a Ragusa, la famiglia, sono tutti del nord, e il mio amico Privi, tutti del nord. Chissà perché, Privi. Era mal dei primi. Dei primi. Sì, insomma, salutiamo gli amici di Ragusa, grazie. E tu Stefanino chi vuoi salutare? Volevo fare un saluto affettuoso a tutti gli amici della Calabria, un bacio. Anche lui del nord. Tutti del nord, siamo tutti amici dello stesso gruppo siamo. Certo. Da fumatori meridionale. Fumamo. Senti, ieri ti ricordi che cantai Impressione di settembre? Bene, qualcuno ha sentito della PFM e molto probabilmente li avremo ospiti però dopo le feste, perché adesso però se riusciamo a trovare un buco prima delle feste è difficile perché siamo pieni. Aspettiamo un forfait di qualcuno che ci chiama e dica non posso venire, e noi allora avvertiamo, perché il giorno che qui si decide che arriva la PFM Cremonesi cediamo gli strumenti. Grande, e quel giorno faremo proprio una specie di, tra le nostre gag si inseriranno le bellissime canzoni della PFM. Tu ti ricordi di Festa come faceva? Vagamente no? No, proprio. Ma almeno la batteria come faceva di Cioccio quando suonava. Sì, quasi era quella. Sì, vabbè, quella era la tarantella, non era quella. Però devo dire, è piaciuta molto ieri la canzone, a giudicare dalle email, se ogni tanto cantate cose sensate. Sì, perché Impressione di settembre era un bella cult, no? E ora lui me ne ha proposta un'altra. Attenzione. Sì. Ma non è della PFM, questa era dei Procolarum, poi tradotta in italiano dai Dick. Sai che vuol dire Dick in inglese? Sì. Dai, è un nome, è un nome proprio. Scusa, amico, lo dico io. Nella lingua inglese, Dick in Dick inglese, vuol dire quello, vuol dire pisellino. I piselli sarebbero. Sì, se non si chiamasse Uccello! Esatto. Moby Dick, che voleva dire la balena. La balena è gigante. Dick Tracy? È un investigatore. Vuol dire uccello Tracy. Non ce le inventiamo, non dite che siamo scurriti, no. Che poi mia mamma dice non dire quelle cose sempre. Io ho 39 anni, sì. E mia madre continua sempre a riprendermi quando dico qualche paroluccia, sì, certo. In più ho detto mamma sai, ma la radio è un po' così, non è come la TV, cioè se la radio un po' non ti lascia andare l'ipocrisia, noi mettiamo al bando l'ipocrisia, perché nella vita di tutti i giorni come parliamo? Dai, sì, così, ma dai. Facciamo anche le pernacchie, tutto. Dai. Allora, la canzone è Senza luce. Sì. Questa è tosta, Non l'ho mai provata, perché me l'ha proposta adesso, me l'ha buttata il foglio, poi la fai questa, La fai questa qua, ha detto così, la fai questa. Provo, quando poi non la so più, mi fermo e dico non la so più, vai. Va bene, 1 and 2 and 3 and 4. Credo che tu l'abbia fatta molto alta, caro. Credo che l'abbia presa molto alta. Ho spento già la luce, sono rimasto, sono io, è altissimo, e mi sento il mal di mare, il bicchiere è mio, cameriere lo ammazzerei, lascia stare. Camminare io so, l'aria fredda so,
ti ringrazio, Cremonesi, perché con questo voglio lanciare un messaggio. Voglio lanciare un messaggio positivo. Voglio lanciare un messaggio. Se io avessi provato a cantare in questa tonalità questa canzone l'anno scorso, quando ero un fumatore, sicuramente non sarei riuscito a farla. Oggi che non fumo da 9 mesi, e non hai la questi cistipelle, sono i risultati. Quindi vuol dire che il fumare qualcosa fa di brutto. È vero, io no, questa tonalità me la sarei dovuta fare abbassare almeno di 2 toni e l'avrei cantata un tono sotto il rutto. Esatto. Almeno. Invece da quando non fumo più riesco veramente meglio di un coso lì, di Farinelli. Ah, è un uco, senti? Proprio che appena anima mia, proprio qualsiasi cosa canto. Allora, sta per arrivare la Ganà. Sì. Manca, io la ganai, tu la ganasti? Egli la ganà, sì. Sta per arrivare, mi dicono che qui in zona Prati, lui è romano, poi ci faremo dire qualche aneddoto di quando era ragazzina a Roma, che sicuramente avrà conosciuto i grandi attori della tradizione popolare romana, a parte Proietti, chissà se ha conosciuto il grande Aldo Fabrizi, chissà, no, secondo me no. Forse è difficile. È giovane. Giovane, certo. Troppo giovane. Io però ho abitato nella sua casa, lo sai? Di chi? Di Laganà? No, di Fabrizio. Ma dai. In Campo dei Fiori, Viuzzo Santa Margherita. Ma dai. Sopra di lui. Ma sono venuto io a casa tua, quella là. senza ascensore. Bravo, lì che quando ti sei vieni a fatto casa 3 mia, piani. 3 piani a piedi, Così. ripidissimi, vedi? Lui infatti stava a piano terra. Insomma, ci fa no, questa è la Costanzo, scusate. Parlava un po' così. Allora, siamo pronti? Aula di tribunale, chissà che caso ci sarà oggi. Tribunale Sentiamo. penale. Le incredibili arringhe dell'avvocato Messina. C'è già l'imputato. Signori della corte, signori della corti, e signori giudici, oggi, e dico oggi, non domani, oggi C'è. mi vergogno a indossare la toga in questa aula. Questo simbolo di giustizia che in questo processo si macchia di iniquità, di superficialità e, per dirlo alla francese, liberté, egalité e fraternité. Ecco. Avvocato, Un attimo, per favore in aula silenzio. Avvocato Messina. silenzio, signor Silenzio. giudice, un Mi attimo. faccia parlare, avvocato. Non so cosa intenda dire, ma l'imputato ha ucciso il ginecologo della moglie e la moglie stessa. Ma signor giudice, ma per forza, il ginecologo in questione le ha detto si spogli. Come la visitava? Ma vogliamo spiegare una volta tanto a questi ginecologi che anche se sono delle pazienti, quelle donne sono comunque le mogli di qualcuno? Giusto. Nel caso specifico era il mio cliente che parlava. Fuma però, Silenzio. Il mio cliente ha parlato. Silenzio in aula. Nel caso specifico quindi del mio assistito, e fatto ancora più grave, lei si è spogliata. Ma pensa che... Ora, signori della corte, signor giudici, se oggi noi condanniamo quest'uomo, che cosa ha fatto? Ha ucciso un ginecologo e la moglie, non è che... Mi sembra poco. Che cosa dobbiamo dire allora di questi che abbandonano i cani in autostrada? Di questi che mettono l'impermeabile al cane, quelli dovrebbero ammazzare. Silenzio. O di questi che ci gli scappa da ridere ai funerali, quella è gente che veramente... Il mio cliente si sarà forse fatto prendere un po' la mano, ma purtroppo, scusate, le ha colti, come le ha colti? Con le mani nel sacco. Silenzio. Ma ride pure. Lei è un cretino, per favore, L'imputato stia zitto. L'imputato stia zitto e non faccia battute. ha fatto la battuta di suo, si è presa la responsabilità di fare una battuta fuori copione, perché lei doveva dire che è stato colto, cioè che lei ha colto il ginecologo e sua moglie in flagrante adulterio, ci riesce a In dirlo? flagrante adulterio. Bravo. Dagli atti non risulta che i due fossero amanti, avvocato. Dagli atti del processo no, ma dagli atti del ginecologo e della moglie del mio cliente sì. Il mio cliente è entrato nello studio e ha trovato la moglie a scosciagalletto Silenzio. con
il ginecologo che ispezionava. Ma scusate, signor giudice, ma che volete che gli dicesse? Trovato niente, dottore? Quest'uomo ha reagito da uomo e di fronte alla sua donna che eccedeva in disponibilità ha agito seguendo l'istinto. Ma ora io vi chiedo, chi siamo noi per dire chi è Caino e chi è Abele? Chi siamo noi per dire chi è che scrive le frasi dei baci Perugina? Chi siamo noi per dire dove è nascosto Bin Laden? Io vorrei ricordare a questa corte che quest'uomo ha pure una figlia, adolescente. E certo. Che egli vede avvicinarsi drammaticamente a quel fatale primo appuntamento del ginecologo. Ecco. E che sarebbe dovuto essere lo stesso della madre, pensate. Ora, ve lo ricordate il film Il laureato in cui Dustin Hoffman ha rapporti sia con la madre che con la figlia? Sì. Ve lo ricordate? Sì. Ecco, era il film preferito dal mio cliente. E adesso non lo può più vedere senza sentire uno strozzo alla gola, e vi assicuro che è triste piangere da soli davanti a un DVD del blockbuster. Certo. Per cui, signor giudice, sicuro non si è detto fuori la minchia. Visti gli articoli 137, 712, 426 del codice di procedura penale, questo tribunale condanna un imputato alla pena dell'ergastolo. Ma come l'ergastolo, scusi, Zitto, Ma zitto te, ma dato l'ergastolo. te poteva andare peggio. Ma che è peggio dei così, ma dato l'ergastolo. Non si sono accorti che il ginecologo era un tuo collega. Adesso c'è la radiopromozione. Esatto, e dopo Rudy Laganà. Bello Rudy Laganà. Subito? Sì. Stop, via, no, non pubblicità. Abbiamo una sorpresa, signori, io non so perché la notizia non è sui giornali, non è ancora sui giornali, ma noi entriamo dentro la notizia. Signori, una cosa meravigliosa è accaduta alla nostra nazione, all'Italia intera, all'Italia del cinema, perché, ve lo dico subito perché, ai prossimi Oscar verrà finalmente, io parlo verrà resa giustizia, veramente verrà consegnato un Oscar alla carriera ad un grandissimo italiano, Ennio Morricone. E noi Ennio Morricone lo abbiamo al telefono. Ciao, grazie Fiorello, grazie. Maestro, come sta? Bene, grazie. Io mi dai il lei, che? Da Vabbè, quando mai? allora, Ennio, Del lei. come stai, Ennio? Benissimo, grazie. Ma guarda, ci ha riempito di gioia questa cosa. Ti ricordi quando venisti ospite qui, ne parlammo, certo, no? Mi ricordo benissimo. Mamma mia, questa è stata una notizia, chissà quanta gente ti avrà chiamato. Beh, tanta, però questa è una telefonata gratitissima, veramente gratitissima. Sono molto contento di stare con te per qualche Grazie. secondo. C'ho anche e il col tuo socio pubblico. Baldini qua che con me. E veramente, grazie Baldini, grazie. Veramente sono molto contento, veramente, di questo collegamento imprevisto, perché no, perché così è tutto almeno veramente imprevisto. Perché così si coglie la sua gioia, quella vera, capito? Proprio a caldo, così, perché senza prepararsi niente. Ma quando l'ha saputo lei? Quando l'hai saputo? Quando l'hai saputo, Ennio? Io l'ho saputo ieri sera, il presidente dell'Accademia mi ha chiamato dandomi il buongiorno e io stavo andando a dormire, insomma. E invece lì era giorno e qua era notte. Certo, 9 ore di differenza da Los Angeles a Roma. In inglese ovviamente Sì, parlava. naturalmente in inglese, parlava in inglese, poi mi ha passato una signora che parlava italiano con accento spagnolo e quindi lui però ascoltava la telefonata e e ogni tanto interveniva con voci e con parole di gioia. Io rispondevo in inglese male, con parole di gioia e Beh, di è bellissima sta cosa. Quindi ora quando devi partire per andare lì? Il 24 c'è una festa e il 25 c'è la consegna e la cerimonia e tutto lo spettacolo. Sai già chi ti darà il premio? No, mi stavo dicendo che forse si parlava di Warren Beatty, forse
di Clint Eastwood, non lo so io. Beh, insomma. Io non lo so, lascio scegliere a loro. Sì, tanto due ragazzetti, tanto lì come prendi bene, capito? Si prende bene. Noi veramente siamo felici, tutta l'Italia è felice di questa notizia, quindi domani, ecco, adesso forse corriamo un po' troppo, puoi già dirci adesso, c'hai un ringraziamento particolare per questo Oscar alla carriera, che veramente non vogliamo dire, ma credo che sia il pensiero di tutti, che ti è veramente dovuto un Oscar a una grandissima carriera, ci hai regalato delle musiche meravigliose. Guarda, io il ringraziamento devo farlo intanto a mia moglie, con la pazienza che mi ha sempre dimostrato mentre io facevo questo lavoro, che è un lavoro molto pesante, perché o in studio di registrazione o nel mio studio a casa sulla scrivania. Prima di tutto, poi a tutti i registi che mi hanno chiamato, se loro non mi chiamavano nessuno mi conosceva. Certo, Sergio Leone in primis, penso, no? Certo, e anche tanti altri sono stati. E poi a quelli che hanno voluto quest'Oscar, quelli che hanno promosso questa idea, perché sennò forse nessuno mi pensava. Come no, Ennio. Il bello è che ti pensano sempre, ogni anno, poi non si sa perché alla fine, insomma, non c'è stata mai questa premiazione che tutti stavamo aspettando. Alla fine poi è una bella cosa, perché questo premio alla carriera non solo mi vede pimpante e ancora pieno di voglia di lavorare, perché sto lavorando, insomma c'è un sacco da fare più di qualche anno fa, prima. Ma insomma mi trova veramente in gamba, nel senso che cammino non con le stampelle. Ho capito esattamente cosa vuoi dire. Lui vuole dire che solitamente ci premi alla carriera si danno proprio alla fine, mentre invece invece Ennio Morricone è attivissimo, scrive, continua a scrivere musiche bellissime. Certo. Noi quella sera c'è pure dei concerti. Questo lo so. È aumentato il lavoro, insomma. È aumentato. Noi, guarda, ti siamo vicini. Ovviamente quella sera saremo lì a guardarti ed applaudirti davanti al televisore, perché quello solo possiamo fare. Qui abbiamo un pubblico in sala che ti applaude. Grazie. Il maestro, volevo dire collega, ma il nostro maestro Cremonesi è felice. Regala una nota di Ennio Morricone, qualcosa di Ennio Morricone per suggellare questo momento. Lo vuoi che lo faccio io? Sì? Attenzione. Allora faccio il tema che io ho preso dall'urlo del coyote, che fa parte del tema è diventato il tema del buono del cattivo, è questo, lo faccio proprio con la voce. Bellissimo. Wow. Bellissimo. Certo. Questa è un'esclusiva nostra. Tu lo faresti meglio perché fai bene le imitazioni. Io non sono un coyote, capito? Però lo fai puoi esserlo. Ennio, lo fai benissimo. Questo lo prende Blob, lo so. Sì, però... perché... non ce la faccio, com'è Ennio? Questo è aggiunto da me. Signori, Oscar alla carriera Ennio Morricone. Grazie Ennio, grazie. Ciao Ennio. Grazie. Ma che bello. Rosaria, quando ti vedo sai mi manca l'aria. Rosaria, dove sei? Rispondi! Eccoti qui, Rosaria, l'unica arancia rossa con il nome sul bollino. Rosaria è arrivata nei negozi e nei supermercati. Rosaria nasce esclusivamente nella piana di Catania e grazie all'escursione termica causata dall'Etna acquista il tipico colore rosso che la rende unica al mondo. Rosaria, prodotta da Panitteri, è ricca di sali minerali e vitamine, ma povera di grassi e calorie. Quando scegliete un'arancia, scegliete Rosaria, inconfondibile, inimitabile. Rosaria, l'arancia rossa, chiamatela per nome. Signore e signori, è con noi a Viva Radio 2 Rodolfo Laganà. Buongiorno. Ciao Rosy. Bello, come stai? Ciao, bello. Dimmi che hai sentito la telefonata. Ho sentito una cosa in esclusiva, non si era mai sentito, io non l'avevo mai sentito, ma penso nessuno. Cioè, il coyote fatto da... Scusa, se tu ce l'hai già la registrazione, tu preparala, tirala fuori, qualcuno lo prenda, Lolli, hai tutto il tempo perché lo voglio risentire. Sì, il coyote fatto in diretta da Ennio Morricone, io penso... Ennio Morricone è una persona molto divertente, però solitamente sta sempre un po' abbottonato. Invece devo dire che la gioia forse dell'Oscar si è lasciata andare
iniziare a fare il coyote, incredibile. Infatti, tu l'hai mai fatto il coyote? No, ho fatto il coglione io spesso per il Ma hai letto le pensioni? non è riuscito. Ci ho provato, ma l'altra cosa che riesce Scusa, bene. Rodolfo, Sì, quando uno dice che te la mette Ma così, è messa così sul piatto proprio, che è fantastico. uno dice non potevi fare altrimenti. Ma è uscita proprio naturale, Ecco. anche tenendomi ogni Allora, volta. tu sei molto mortificato? Io sono geneticamente mortificato. Ma come mai? Perché si mortifica? Ma perché a me al posto di igieni mi hanno dato due imbecilli. Infatti sono scemo nell'immediato e cretino a distanza. quindi- Mi presento Questo così è il come biglietto so. da visita dello spettacolo, ragazzi. Così come so. Io dico la verità, c'ho sta malattia, io dico sempre la verità. Infatti io ti ammiro per questo, perché tu sei uno dei pochi liberi che ogni tanto- si diverte e rosicano. Perché mia, rosicano. hai detto una cosa, sai? Perché la gente quando vede uno che si diverte rosica, ma rosica del brutto. Così, sì. Se poi noi nell'ambiente sai come siamo, no? Sì, lo so. Siamo delle pessime persone, diciamo. Sì, Sto dicendo siamo, non Siamo, sto dicendo siamo. siamo delle pessime persone, tutti quelli che facciamo Facciamo spettacolo gli alla attori, fine facciamo- soffriamo di quella che è la gelosia, l'invidia, il successo altrui. Però diciamo. io penso che sentirsi un uomo libero non ha prezzo. Anche Quando il nostro uno può amico dire- dietro si sente liberissimo. Sì, libero. Che è questo qua? No, l'altro lì, il signore di libero.it. Vabbè, libero.it lo fa per professione lui. Sasà, appena uno parla lui va col microfono, era solo così, lo stavo menzionando. citazione. Abbiamo un coglione, come? Ah no, mi hanno detto in cuffia, abbiamo un coyote. Ho detto. Perché lo dobbiamo risentire. Attenzione amici degli organi di stampa che ci state ascoltando, qui è successo qualcosa che non era mai successo. Ennio Morricone ha fatto lui con la sua voce il coyote del buono, il brutto e cattivo. Sentiamolo. Fa bello, ce l'abbiamo solo, però comunque veramente se lo meritava. Guarda che quando c'era una volta in America e non fu premiato per quella musica lì. Io guarda, scusami, lui rimase, mi permetti? Ce l'hai per caso? Riesci a trovarlo un pochino? Perché guarda, A lui gli rimase più qua Mission. Oppure Mission, sì. veramente Mission. sì, A me per quanto mi riguarda c'era una volta in America, bella. non premiarlo per quella colonna sonora credo all'epoca fu uno Poi scandalo. ha preso un sacco di Oscar il film. Comunque. Questo è Mission. ma Ecco, non per la musica. sentiamo, giusto in onore a Ennio Morricone per il suo Oscar alla carriera. Questo è Mission. Questo è però. Mission. Questo è Sì. Mission. Sì. Ah, questo è Mission. Ok. Mission. Fu candidato. Adesso parte il coro. Senti come cresce, come monta, Non avrai mai la mia anima. Non avrai mai la mia anima. Che carino. La Renzi. Ecco il coro, Sentite. Pensate che Enrico Cremonesi in questa orchestra suonava il triangolo e ogni 20 minuti faceva ding ding. Grazie Ennio Morricone, bravissimo, complimenti. Attenzione, Rodolfo, è uscita un'agenzia sulla Stampa. No, non è un'agenzia, è proprio una notizia sul giornale La Stampa. La tortura, lo sappiamo tutti, la tortura è fuori legge anche in Italia. La prima conseguenza sarà la cancellazione del programma notturno di Mazzurlo. Se lo merita. e prima o poi Se lo merita, Mazzurlo se lo merita, una battutaccia così se la merita. Sì. Solo io e te sappiamo Esatto, perché se la merita. Però, Noi lo sappiamo sì. perché sembra buono. Così, ma realtà- è uno di quelli che sempre non è che sia che rosica. che c'ha le ali, no, non è No. che rosica, per carità, però è uno di quelli Diciamo che davanti c'è una cosa e poi dietro ti dice qualsiasi cosa. Vedi? Vedi che uno dice è libero di dire cose. Vedi? L'ha detta. Sì. Io ho beccato che parlava male di me in un parrucchiere, solo che guarda caso quel giorno c'era un'amica mia seduta lì che è venuta da me e mi ha spifferato tutto. Io gli ho detto: Marzullo, guarda che tu hai detto questo. Oh, Sì. Su un'intervista l'ho detto, quindi quando mi vedi non fare detto finta poi ciao Fiore, che so quello che hai detto di me.
Questo gli dissi. Stacco, si vede lui intervistato da Marzullo Stanotti. Allora, come va? I sogni aiutano. Ci faccio una domanda, aiutano a una vivere. risposta. Attenzione a Napoli, semafori spenti per sciopero, ma il traffico non ne risente. Cioè, incredibile, scritto. No, guarda, Rodolfo, leggila tu perché non l'abbiamo scritta noi sta battuta. Spenti per sciopero, ma il traffico non ne risente. Questo è meraviglioso, ragazzi, andatevela a leggere. Bellissimo, bellissimo. Allora, sta sul Corriere della Sera, pagina 29. Pagina 29, bellissima. Questa è una delle battute più belle della giornata. A Napoli i semafori sono proprio superflui. Come che dicevamo noi, il rosso, la canzone di Tiziano Ferro, rosso relativo, esatto, è proprio così. Sì, esatto. A Roma invece una volta quando scatta il semaforo, esce il verde e non parti e non te sbrighi, ti dicono: oh, Moro, siamo solo sti 3 colori. Che mi fa? Esci del verde, che Una può volta fare? che non scattava mai il verde, che c'era sempre il rosso, ti ricordi? Che l'hanno verniciato. Sì. Un'altra battuta che si faceva a Napoli, sai quando passi col rosso, appena scatta il rosso e passi, il vigile ti ferma napoletano e si guarda, è passato, maresciallo, era rosso fresco. Che era proprio, sai, rosso fresco è appena fatto, appena uscito. Senti, che teatro sei, Rudy? Sono a Parioli. Teatro Parioli. Siamo a Parioli, Rodolfo la canale questa sera, stasera ci stai? Sì, stasera fino al 7 gennaio. Stasera fino al 7 gennaio. Sì. Allora, facciamo una cosa, è pieno stasera? Sì, grazie a Dio. Sì. Grazie a Dio. Però sì, se vuoi venire in buco trovo. No, vabbè, no, ma sai qual è il problema? Che quando uno dice queste cose in radio, automaticamente succede che magari qualcuno adesso chiama il Parioli, capito? Voi provate per non sbagliare. No, chiamate. Perché magari succede che tante volte è pieno, però 3 chiamano che dicono: guardi, mi sposta i biglietti per una settimana, e magari ci sono 3 posti. Sai che succede? Che siccome hanno gli abbonati, no? Il teatro è venduto perché c'è l'abbonato, poi magari l'abbonato non viene e ci sono 20 posti del buco. Ci sono 20 posti. Quindi voi telefonicamente provate. Sapete qual è il numero del Parioli? Sì, a saperlo. sulla guida telefonica, non so. Qual è? Te lo dico, è 77844. Perché ride? Perché mi diverto tantissimo. Senti, ma dimmi la verità, io non potrei parlare di pubblicità altrui, però quella che fate con Christian. Si vede che voi avete abbiamo insomma un buon feeling. Tanto che io mi aspettavo di trovarti nel film natalizio. E pensa come me l'aspettavo io, poi purtroppo non è successo. Il numero del Parioli è 068073 040 oppure 041, così solo per informazione, magari potete prenotare. Fino a quando stai? Fino al 7 gennaio. Al 7 gennaio. Ma ci può fare un pezzettino dello spettacolo, ma proprio un pezzettino? Ma senza bruciare troppo, capito? Una cosetta. Scusate? Sì. Allora, sì, ecco, il Parioli ascolta la radio e avvisa: Giuliano Ferrara stasera non può, quindi si sono liberati 4 posti. Ok. Tranquilli, 4 posti ci sono, Allora, dicevi, Rodolfo? Ma sai, non è uno spettacolo sulla genetica, è solo un gioco di parole, mortificato e mortificazione. Perché uno si può mortificare? Ma di tante cose. Uno come me si mortifica quasi sempre su tutto, praticamente, perché anche fisicamente mi mortifico un po', ma poi anche la difficoltà di vivere il quotidiano, no? Cioè, per esempio questo momento che c'è tutto sto clima di sospetto, no? Che ci circonda, no? È il clima di sospetto che ti fa venire delle paranoie. Ovunque vai ci sono telecamere, controlli, perquisizioni, dico: ma che vita questa? Ma pure nelle piccole cose, insomma, vai al bar a fare colazione, la prima cosa che ti senti di prima faccio lo scontrino alla cassa. Certo. Allora tu dici: oh, ma che non te fidi? E se pure io non mi fido che dopo che ho pagato il cappuccino me lo fai? Chi mo dice a me che tu non ti fidi di me, io mi devo fidare di te? E questo clima di sospetto ci mortifica, genera paranoie. Mi è piaciuta moltissimo, ci avevo mai pensato. È vero. Tu dici prima sconti, ok, prima e io pago, se poi non mi fai il cappuccino a me i soldi che mi dà. Cioè, è una cosa. Sono paranoie. Per esempio, ti genera paranoia il sospetto, no? Perché sei sempre un po' insicuro. Io, per esempio, quando parlo al telefono, c'ho sempre la paranoia e mi sta a sentire la polizia. Sempre fisso. Tutti ormai. Una volta avevo chiesto a un amico mio che c'era il masterizzatore.
se mi poteva fare un CD di Gigi D'Alessio live in Pozzuoli. Mi telefono e mi fa: oh, c'ho qua roba che mi hai chiesto, una bomba. Mi si è gelato il sangue. Sì, perché lì. Allora con tono di voce naturale ho risposto: ah, ho capito. Ti riferisci a quel CD di quel cantante partenopeo che hai tanto insistito per masterizzarmi? Ho detto: ma come cazzo fate? No, bello. Lo sai che io sono sempre stato a favore della legge e contro tutte le piraterie, quindi non caro pirata il CD dopo pure te io non ho più rivisto. Paranoie notevoli. E questo vede è solo un assaggio di quelle cose che incontri. Quanto dura vita. lo spettacolo? Lo spettacolo è un tempo unico perché io sono per gli spettacoli corti. Che è la e dura un'ora e mezza, un'ora e 35 coi bis. È la migliore cosa, perché sì. Poi se io esempio delle volte se ho sto difetto esagero, faccio gli spettacoli delle volte 3 ore. Quando lui saluta c'è un'altra ora e un quarto. No, lui saluta, ciao. Sfinisci il pubblico, lo sfinisci. Invece no, il rischio è quello che magari il quarto d'ora, 20 minuti in più della fine, li stanca, li stramazza e poi escono un poco. Così, un po'. Invece quando l'hai fatti ridere, perché so che lo spettacolo tuo è straordinario, che c'ha dei ritmi pazzeschi, perché sono persone, ma amici canti, miei. Allo spettacolo c'hai musica? Sì, canto, c'ho musica dal vivo, c'ho una band diretta da Stefano Palatresi, Flauto, c'ho bei musicisti. Che pezzi fai dentro? Ma faccio pezzi, siamo quelli, per esempio, un pezzo finale della canzone, poi faccio Che me ne frega a me. Qual è? Che me ne frega a me, che parte dal concetto che la vera ricchezza dell'uomo è averci tempo a disposizione, no? Invece oggi vanno tutti de corsa, tutti a cuore. Tu la sai Cremonesi? No. Non credo. No, niente. Comunque che me ne frega a me se non vinco mai in concorso, ne manco l'anno scorso, che me ne frega a me se non trovo mai parcheggio, armonno c'è de peggio, che me ne frega a me se me so scassato un piede, che seduto non si vede, che me ne frega a me se l'affitto è triplicato, e chi l'ha mai pagato, e poi va avanti così. Abbiamo la pubblicità, anche noi perché è saltata prima con Morricone, e prima della pubblicità il Coyote fatto live di Ennio Morricone micidiale. Wow, bellissimo. Illustri colleghi, ho l'onore di conferire il premio per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche all'avvocato Fulvio Di Meo, alla signora Francesca Singer, all'architetto Sveva Mondino, al ragioniere. Quando la ricerca fa grandi passi avanti, il merito è anche il tuo. Il 15 e 16 dicembre BNL per Teleton ti aspetta con un'apertura straordinaria presso tutte le agenzie. Versa il tuo contributo. La ricerca ha bisogno di tutti, anche di te. BNL, la banca per un mondo che cambia. Sono Mandelli, in concessionaria ne passano di clienti e sapete qual è l'optional più richiesto? Le SP. Già, ESP 25 controlli al secondo su motore e singole ruote, riduce il pericolo di sbandamento e il rischio di incidenti. ESP, richiedilo al momento dell'acquisto. Bosch, tecnologia per la vita. Per la serie Condorelli è sempre un piacere, vi presentiamo il morbido torroncino ricoperto al caffè. Viziosi di natura, state pronti ad eccitarvi? Condorelli al caffè. Scarta un Condorelli e scarti tutti gli altri. A Natale quest'anno si va tutti a New York con Christian De Sica, Claudio Bisio, Sabrina Ferilli, Fabio De Luigi, Elisabetta Canalis, Massimo Ghini, Alessandro Siani, Francesco Mandelli e Paolo Ruffini. Natale a New York, un appuntamento da non mancare. Natale a New York, il vostro film delle feste. Christian De Sica, Claudio Bisio, Sabrina Ferilli, Massimo Ghini, Fabio De Luigi, Elisabetta Canalis vi aspettano al cinema per vedere Natale a New York. Piede destro! Non urlare, sono a un passo da te. Ma è Natale e siamo in un negozio Bata. È vero? Saltelliamo dalla gioia. Guarda, i polacchi outdoor, gli stivali, i tronchetti stile inglese. Proviamo tutto. Sì, dai, anche perché dal 9 al 17 dicembre chi acquista Bata aiuta Teleton nella lotta alla distrofia muscolare. Davvero? Vuoi dire che a Natale anche noi piedi possiamo dare una mano?
Bata, difficile resistere. Il progetto è valido nei negozi che aderiscono all'iniziativa Teleton. Rallenta, c'è un autovelox. Aspetta un attimo che per far la foto mi metto gli occhiali da 7.000 euro, così nessuno può dire che sono un barbone. Va bene. TomTom Go, il navigatore satellitare portatile, con istruzioni vocali e segnalazione autovelox. Da oggi con la voce di Marco Ranzani. Vai su tomtom.com. Baldini, devo dire, è bello quando nei nostri jingle pubblicitari si sentono le voci di altri, diciamo, come Albertino, no? C'era di altre radio come DJ, perché anche noi quando facevamo quella macchina andavamo nelle altre radio. A Radio DJ sentivi me e te che facevamo le gag, così come noi adesso a Radio 2 abbiamo Albertino che fa Ranzani con, vedi, belli questi scambi. Solo la pubblicità può fare queste cose, ma no, con Albertino unisce. L'abbiamo fatto anche senza pubblicità, mandiamo un saluto ad Albi, ad Alberten, che magari è in onda in questo momento. Sì, è in onda. Ma si può sentire cosa fanno le altre radio? Una volta lo facevamo. Tentiamo a quest'ora chi c'è, ad esempio su RTL. DJ. Ed entriamo nel programma con loro, vai. Va bene. Sentiamo, vai. Ma la mirra. Eli e le storie tese. Questo è Eli e le storie tese, credo. È la canzone di Natale? La canzone di Natale di Radio DJ, gliela freghiamo e ce la mettiamo noi, vai! Famiglia Busserace che è usata dai remagi e nelle imbalsamazioni sta scendendo dalla mirra. Che bello, siamo dei parassiti, poi ci aggrappiamo alle cose al chiamo canzone. Non ti avevo ancora detto. Grazie, sentiamo cosa c'è su RDS. Vai, sentiamo. Un attimo la sto a cercare. Ma come lo sto a cercare? Ma stiamo. Ma che c'hai la. Ramazzotti. Che c'hanno? Ramazzotti? Sì. È Ramazzotti? Yeah. Non vivere. Ogni speranza devo scrivere. Un grande non è andato di me. Viva Radio 2. Oh yeah. Forever Emotion. Un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre. Su RDS. Sono le 14.36. È il momento di giocare. La sequenza mix misteriosa che stanno prendendo l'interesse e la curiosità di tutti. L'interesse nostro. Stanno pronti a indovinare. Tutti pronti a indovinare. Ehi, come va? Tutto bene? Indovinare 3 artisti. Sì, 3 artisti. Dai ragazzi, grazie. Sentiamo Lolli Radio. Sentiamo invece altra. Che volete sentire? Dai. Un'altra Radio Italia, solo musica italiana. Dai, sentiamo. No, sentiamo un attimo. Lolli. E c'è musica italiana, c'è niente da fare. Lucio Dalla, Dark Bologna qui su Radio Italia, solo musica italiana. Ehi ragazzi, ok, siamo noi. Arrivano tanti messaggi, ne leggo qualcuno. Questo mi manca il Daniele Battaglia. Il mio buffo con la Nutella, punto, Mary, quindi abbiamo già capito che è legata all'aspetto sentimentale questa cosa. Torniamo su Radio DJ, sentiamo se parlano. Tempo, Io una volta pensavo si facesse a pulsanti, no? Schiacci, invece noi siamo. Vabbè ragazzi, dura una vita sta canzone però, E poi dice che la gente cambia canale. Ma chi c'è in onda a quest'ora? Albertino, penso. C'è Albertino questa? Albertino e DJ Angelo, ma non si sentono, non parlano. Hanno fatto mezzo programma con la canzone di Natale. Qualcuno li avvisa. Vabbè, parlate, dite qualcosa. Diteci ragazzi, vi stiamo qualcosa. aspettando, siamo con voi a Radio DJ. Pure noi allora, metti la canzone della Jingle Bell. La canzone di Natale di Radio DJ, entrando nel DJ Store su DJ.it. Tutto a gratis. Ciao, siete anche su Radio 2 ragazzi. Come state? Ciao, sono Fiorello, mi sentite? Siamo con voi. Sai che non siamo per niente Ma dai, fanno pure le pernacchie. Ma sono volgari proprio. Non fate ste cose. Ma dai. Albertino? Lo so. Ma roba da matti, ma cosa fate? Ma sentito? Ragazzi, leva, non si può fare una radio con i rutti e le pernacchie, ragazzi. Poi dite, sì, la gente si lamenta di Radio DJ perché fanno queste cose qua. Non si può, ma roba da matti.
Chi era? Questo era Morricone che ci sente e già ha rifatto il coyote. Scusa Rodolfo, Rodolfo, ma che scusa, ma moltissimo. Allora, qui c'è una battuta, una battuta che si è fatta, non è una battuta, è vero, l'abbiamo letta sul giornale. Sì. Solo che andiamo a toccare un argomento che poi dopo. Qual è? È Vaticano. C'è una guardia svizzera davanti a casa. Ma non è una cosa strana, sì. non è. C'è una dichiarazione che ha fatto il Papa a Olmert. Sì. In questi il giorni. premier israeliano. Mi prendi il giornale per favore? Vediamo, siamo precisi. No, perché dobbiamo, se no certo. poi se la prendono con noi. Pensano che l'abbiamo inventata. Eccolo qua, vedete? Sì. Allora, questa è sempre Corriere della Sera ci abbiamo oggi, vabbè. L'incontro in Vaticano, il Papa, 2 punti, io leggo, c'è scritto in Terra Santa solo quando ci sarà la pace, dice lui. Sì. Olmert replica, e allora io torno in Vaticano quando ti sarai sposato. Io lo so, è una visione un po' pessimista della situazione, speravo che era giusto per il gusto di sdrammatizzare, sperando che da quanto tempo speriamo che torni la pace in quelle terre martoriate dalla guerra? Da sempre, quindi... Ma tu te lo sei mai chiesto perché il Papa sta a Roma? Perché c'ha la casa. Io preferisco non chiedermelo perché ultimamente, però dimmi. Perché a Roma si mangia da Dio. Domani, signori, ci siamo. Intanto sappi, anche se l'ha detta lui, Fiorello dice che... No, dillo chi sei, dillo chi sei. Sono Rodolfo Lacanà, lo dico nello spettacolo da 10 anni. Esatto, vedi, da 10 anni che si sono cristiano, credente, cattolico, un bravo ragazzo, vado in chiesa, amo la famiglia. Sei sposato? Sono sposato. Figli? Ce n'ho uno, non ho mai rubato una lira a nessuno. Quindi e sei un onesto, che è la cosa migliore che c'è nel mondo. Uno che vive tranquillo. Quindi ogni tanto si può anche scherzare, non è successo che in 10 anni, noi in una settimana. Sì, ma meno, 2 giorni. Abbiamo fatto veramente. Allora, attenzione, c'è altra notizia. L'Academy Awards, dopo aver ascoltato l'urlo di Morricone alla radio, gli ritira l'Oscar e lo dà a Will Coyote. Rodolfo, allora Aldo Grasso, attenzione, Aldo Grasso, Corriere della Sera, ascolta la radio la battuta di Laganà nella trasmissione di Fiorello e se la prende con Baldini. Baldini, adesso tu hai seguito un po' la storia di Alagna, il tenore, che avresti fatto se ti avessi... T'hanno mai fischiato? No, per fortuna no. Per fortuna, però insomma capitano delle serate che non si va proprio bene. Ma là io. Delle serate che sono un po' più loffe, no? Un po' più... però io non condivido questi atteggiamenti perché loffe, le serate che puzzano. Loffe per me significa un po' più mosce. Però non sono d'accordo con questo tipo di atteggiamento. Nel senso che uno, se viene fischiato, abbandona il palco. Rimani fino alla fine, per quelli ci saranno 2 che ti applaudono, no? Giusto? Tu per quei 2 devi lavorare. Esatto, sei un professionista, te pagano e comunque devi finire il lavoro fino a fine. A me mi hanno fischiato una volta, a me ha detto no, mi hanno fischiato una volta, a me sono entrato su un palco, non mi dico dove, non mi dico quando, così guarda, tutto il pubblico, io sono salito, era un periodaccio, così salgo sul palco, scemo. Io ti giuro, la mia reazione in quel momento era scendere, cominciare a dare testate a tutti. Così a destra. Io lo so. Testate, pugni, reagire con la violenza e dire e invece non puoi. Allora feci finta di niente. Ciao ragazzi, grazie. Grazie a tutti, è stato bellissimo. Scemo. Sì, grazie, ciao, ci vediamo presto, scemo, devi morire. Ma di tutto, avevo la coda. Ma se reagisce è peggio, e infatti non devi reagire, attenzione, lascia stare. Meglio perché una ci siamo salvati, la seconda qua. Allora ci colleghiamo con Casa Alagna perché la moglie, lo sai che ha rilasciato un'intervista su Repubblica, Angela Gheorghiu si chiama, ha detto che chi fischia a teatro dovrebbe essere multato. Beh, adesso proviamo a chiedere ad Alagna in persona, il tenore, chiamiamo Casa Alagna e sentire se c'è. Sentiamo un attimo. Pronto? Pronto? Eccolo. Chi parla? Sono Baldini, viva Radio 2. Sei un arbitro di calcio? Ma no. Sei un vigile urbano? No. Sei una marmota? È acuto lungo questo. No.
ma quale marmotta? Scusi, no. Quindi non fischi, vero? No, non fischio, stia tranquillo, Lagna. Ha letto sul giornale? Sua moglie l'ha pubblicamente difesa. Che gran donna! Pensavo, Che gran donna! La ringrazio pubblicamente. Moglie, vieni qui. Questa è la moglie. Che ti ringrazio in diretta nazionale. Vieni qui, vieni. No, Lagna, si capisce? Abbiamo capito, Lagna. Certo, il finale. Senta, ma è vero che oggi si presenterà alla Scala per la 4ª rappresentazione della Ida? Certo! Fatto venire un infarto questo. E voglio vedere se avranno il coraggio. E voglio vedere se avranno il coraggio. Di far che? E voglio vedere se avranno il coraggio. Ho capito, di far che? C'era la variazione sul tema. Certo. Lo ripeta? Ecco, di non farmi entrare. Senta, come fa ad essere sicuro? Voglio esserci a tutti i Ma come fa a essere sicuro che la faranno entrare? Scusi, mica detto. Non ho sentito. Dicevo, come Finalmente la mia voce è stata coperta da un applauso. Vede? Ci sono anche gli applausi. Come fa a essere sicuro che non la faranno entrare? Che la faranno entrare? Una cosa doveva dire. Lo so. E l'ha sbagliata. Me l'ha fatta ripetere 3 volte. Mi rifaccia la domanda. Ancora, Perché basilare per la battuta. Lo so. Come fa ad essere sicuro che la faranno entrare? Ho comprato il biglietto. Allora, Senta, ma non ha paura comunque delle proteste del pubblico? Davvero si ripresenterebbe sul palco? Certo, chiamatemi Pirla. Ecco, ora io non voglio farmi gli affari vostri, ma perché sia lei che sua moglie non mi prendete un periodo di pausa? Che so, magari preparate una qualche opera da fare insieme, vedi? Gli ho dato l'idea, l'input. Potrebbe essere una bella idea. Sì. Che perché mi piace. Quando mia moglie prende una stecca. Ah, sì? Ora deve continuare, se no. Certo. Se è finita qui nessuno ride. Vabbè. Vabbè. Ma solo se la stecca era mia. Ecco, senta, Alagna, non dica queste cose. Dicevo, prima di avviarsi verso la Scala, si vuole scaldare, ci vuole dedicare una canzone, qualcosa? Che è un sì o no questo? Ma certo, sì. Le dedico una canzone. Sì. Che può essere la colonna sonora. Sì. Della sua La colonna sonora della mia vita? Boh, e qual è? Mi saluta Grasso? Sì, lo saluto. Vada con la canzone. Vai. Non sa qual è? Un attimo. La mia vita. Vieni qua, testa armata. Vai a dire. Me l'hanno già detto. Sentiamo qual è la canzone. Furia a cavallo del web che va più forte di un jet quando fa il pieno e non sta in piedi. Furia a cavallo del web che deve stare per mantenere il suo pelo di un ero che c'è. Roberto Lagna, grande tenore. Che voce meravigliosa che sono Roberto Lagna. Che è Rodolfo? Bellissima voce, anche molto simpatico. Sì, carino. Poi ha scelto una canzone a caso. Poi non fuma. Alagna non vedi, da quando non fuma Alagna riesce a fare, da 9 mesi non fuma. Sì, infatti si sente però, perché è una voce così chiara. Quasi, ci arrivo quasi, certo, come no. Allora, siamo quasi in chiusura. Caro Laganà, siamo giunti al momento in cui noi... Il momento Mike.
Solitamente proviamo a chiamarlo. Ieri l'abbiamo beccata all'uscita dell'aereo. Sì. Era distrutto, aveva fatto Dal 30 ore per la vita senza dormire. Era distrutto dal jet lag, come diceva. E ci aveva raccontato che siccome lui ha i chiodi nella gamba, c'è un po' d'umidità. No, non l'avevano al metal detector, suonava e gli americani l'hanno tenuto lì per ore e lui stesso ci ha raccontato che hanno messo in mutande, lo sapete, tutti passavano e io ero fermo lì e adesso ha detto che oggi ci avrebbe raccontato delle cose. Sentiamo se c'è. Adesso proviamo. È occupato. E questo è già un buon segnale. Può essere occupato lui a quest'ora. Con chi parla a quest'ora? Con chi? Che ne so. Con chi? Conoscerà qualcuno? Allora attendiamo, nel frattempo tratteniamo, adesso riproviamo. Mike, se senti la radio? Sì, attacca lui il telefono. Capirai. Lui che sa con chi ha il telefono, sarà con Mario Bianchi, fanno del migliore. Con Falonieri. Con Falonieri. Sei appena tornato in Italia, quindi ci avrà da raccontare. Ecco ragazzi, dobbiamo fare una cosa importante nell'attesa. La casa di Andrea, perché ieri non l'abbiamo fatto. Vero. E oggi possiamo farlo. Se mi date eccolo qua, la casa di Andrea è fatta, stiamo costruendo, caro Rodolfo Maganà, una casa famiglia che sta sorgendo a Roma per dare ospitalità ed assistenza a piccoli pazienti e ai loro genitori, che tante volte si pensa ai bambini che stanno male, ma delle volte non si pensa ai genitori che devono stare con loro a sostenere spese di alberghi e cose varie. Un hospice. Quindi sta tentando di fare la casa di Andrea, è facilissimo, lo faremo noi, cioè qui dalla radio. Potrebbe essere facile perché mandare un SMS veramente costa €1 e poi si fa in una maniera proprio semplicissima. Allora io adesso darò il numero di telefono, intanto vedi faccio crea messaggio così lo faccio in diretta. Scriviamo Andrea. Scrivo Andrea, punto esclamativo, faccio invia al numero di telefono, il numero è 48585. Ok, invio in corso, facilissimo, vedete? Infatti adesso ne facciamo, una volta che tu già l'hai inviato, fai di nuovo invia, ultimi numeri 48585, guarda, è già partito un altro, vedi? In 2 secondi, guarda, ci vuole, facile. Se tu ti pensa, mettiamo caso oggi voglio parlare per difetto? 300.000 ascoltatori. 300.000 ascoltatori, spero ce ne sia qualcuno in più. Se tutti e 300.000 facessero questa cosa che ho fatto io adesso, sarebbero 300.000 euro. Con uno. Per fare la casa ce ne vogliono 500.000, quindi praticamente in 2 giorni è facile. Però lo dovrebbero fare tutti. Ma noi abbiamo parlato di 300.000, magari sono 500.000 gli ascoltatori, magari 700.000, magari 800.000, chi lo sa. Okay? Magari ci portano pure il resto. È vero, bravo, così si fa, si sdrammatizza, tutto si fa col sorriso. Grazie, e viva la casa di Andrea Tudisco. Grazie. Allora, adesso proviamo a chiamare Mike. Guarda, se ci dà buca anche oggi. No, dai, non è possibile. Sentiamo. Occupato. Allora, facciamo così, abbiamo ancora 7 minuti di tempo, possiamo mettere una bella canzone che io so qual è, che mi piace, da un po' che non la sentiamo. Sai Gazzibo, te lo ricordi Gazzibo? Sì. You masquerade, you walk on the moonlight, Luna c'è. Questa qua. Eccola qua, ti ricordi? Sì. Questo era Gazzibo, è tornato. Gazzibo è tornato, ha fatto una canzone nuova e questa canzone piace moltissimo agli autori di Viva Radio 2, che sono questi 4 ragazzi che vedi qua. Non so perché, appena parte l'inciso di questa canzone, ma non solo impazziscono, cantano, ma anche noi, ci fa sentire tutti un po' più donne questa canzone. Non abbiamo capito perché, però diventiamo delle pazze, scateniamo. Parlate per voi. Siamo delle lollipop. No, le lollipop, il gruppo musicale, ti ricordi? Lollipop. I lollipop. Allora, siamo pronti? Signori, Gazzibo in Tears for Galileo, nell'attesa che Mike attacchi. Appenda il telefono. Prego. Early morning in 89, you swept across the atmosphere again, a satellite to reach through the sky. Fly by orbit, checking moons. You never left your sights too soon either. And guess what? Asteroids, they broke their veils. Justice for Galileo. Oh, I wanted my tears for Galileo. Pubblico, uniti a noi. Justice for
se l'ultima Mike fatica discografica di Gazebo. Se Mike ti sente. Nel tempo provate sempre Mike, quando ce l'avete interrompete la canzone, vai! Era il 1983, suonava la chitarra nei sobborghi di Southampton, lui è Gazebo. Questa era la Ganà DJ. Sai che mi è piaciuta quella cosa di sentire le altre radio e entrarci dentro? Non era male, magari. Ora li faccio dopo, se non c'è Mike andiamo a massacrare un po' di radio in giro. Ci siamo, vai! Galileo, tutti insieme! Galileo, 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 e Cassini anche lui. Cambia tutto, Another voice from mankind. Another drop of water embers. Endlessness of time. Oh, ma sai che bella sta canzone? A me piace, Ti piace Baldini? Sì. È entusiasta Baldini. No, che c'entra? No, a noi piace. Sì. Galileo. Galileo. Grazie. Bene. Aldo Grasso si complimenta con tutti gli autori vocalist tranne Baldini. Allora, vediamo un po' Mike, è sempre al telefono? Sempre occupato, sì. Sempre occupato? Secondo me l'ha lasciato staccato apposta. Lo sa, lui lo fa apposta. Certo. Lo fa apposta. Apposta lo fa. Il numero di casa bisogna. Quello lì non ce l'ho, non me l'ha dato. Via Giovanni da Procida. Mi ha dato solo il cellulare. Bambini, buongiorno, ti immagini? Una roba da matto. Una roba da matto. Proviamo a chiamarlo. Provate in diretta, fatemi sentire. Vai, sentiamo. Con New York, magari rimorchiamo. Chiamato occupato. Da oggi può inviare un messaggio al numero Vabbè, sì, c'è niente da fare. Non riusciamo a beccare, lui lo sa, lo fa apposta. Quando non c'ha voglia, mette il telefono fuori posto, invia, chiama, si mette a parlare con sua moglie in casa, col cellulare. Dall'altra parte. Per tenerlo occupato. Guarda, è capace. Proviamo l'ultima volta, dopodiché sentiamo un po' di radio. Che no, mi piace, ma tanto siamo alle 3. Lo so, abbiamo finito. Da oggi può inviare un messaggio al numero occupato. Posso chiamarlo io col cellulare mio? È uguale, penso, non è che. C'ha una corsia preferenziale. Sì, lui sì, c'ha. Come taxi, come. Stiamo vedendo. Se gli risponde, però è vero, vedi? Qui non mi dà staccato, mi dà occupato. Ah, vedi. C'ha la corsia è diverso, è diverso. Certo. Lì dà io non so che cosa. Occupato. Non ho occupato, vedi ma sti VIP quanti adesso sai che privilegi dei VIP questi. Va bene, allora abbiamo così concluso perché manca un minuto. Noi ricordiamo invece che Rodolfo Laganavi aspetta tutti al teatro Parioli con Geneticamente Mortificato fino al 7 gennaio. Fino al 7 gennaio, voglia, tutte le feste di Natale. Tutte le feste di Natale, che è un modo per. A Natale che fai? Il 25? No, 24 e 25 no. Ecco Mike. Ecco Mike, zitti Mike. Niente, cosa mandi messaggi? Telefona, non mandare messaggi. Ma non ci credo. Pronto? Pronto? Ma cosa mandi messaggi? Telefona, no? Gli ha mandato un messaggio. Uno dopo l'altro. Allora? Mike! Ti stavo chiamando. No, mandare i messaggi, non mi stavi chiamando. Lo so, eri occupato. Sì, ma io vedevo messaggi, difatti ho chiuso subito. Ma senti, ma con chi eri al telefono? Ero al telefono con Mediaset. Guarda, non avevo... Conosci? Sai cos'è Mediaset? Sì, è un'azienda. È quel gruppo dove verrai a lavorare fra non molto. Se vuoi collaborare ancora con Mike. Che è una minaccia allora? Senti, ma di chi è quella voce? Chi è? Bellin?
Chi è? No, è Baldini. Bellini? Ah, Bellini. Bellini adesso, mi chiamo Bellini. Ormai si è anche dimenticato. Dov'è? Di Genova? Baldini, no, Baldini di Firenze. Signor Mike. A Firenze, ho capito. Senti Mike, oggi ti sentiamo bello vispo, ieri un po' meno. Ho dormito 13 ore. Da che ora a che ora? Niente, ho fatto prima 4 ore e poi una piccola pausa e poi altre 9. Quindi adesso sono in forma. Ma hai mangiato in tutto questo? No, adesso stavo preparando a mangiare, però aspettavo la tua telefonata. Oggi che bello, questo mi fa piacere. Un bellissimo piatto di nasi coren. Un bellissimo piatto di? Nasi coren. Nasi corelli? Sì. Nasi coren, ma sei sordo? Nasi coren. Nasi coren. Nasi coren. Ma cos'è? Spiegaci. Non è una medicina, è un piatto speciale. E chi lo fa? Didin. Didin. È un piatto speciale che preparano in Indonesia. Riso fritto. Con delle fette di omelette e con dei condimenti particolari. È una roba pesante. No, il riso non è pesante. Sì, però è fritto. Sai, fritto ti fa venire l'acidità. Tu pensi? Non so, io non soffro di acidità. Tu soffri di acidità? Io sì, un po' sì. Prendo sempre quella medicina, quella bianca, tipo sciroppo. Ho capito. Il Gaviscon, lo conosci? Senti, volevo dirti che allora ho incontrato tanti colleghi nostri a New York, lo sai? Ma tipo chi, scusa? Barboni. Allora, ti ricordi che io ti ho detto che sto già progettando, perché tanto presto o tardi, se vuoi ancora sopravvivere, dovrai fare quei documentari con me. Certo. Allora, ti ho raccontato che parte che ci siamo io e te su una barchetta a remi e passiamo davanti alla Statua della Libertà. A remi. Ecco, di fronte alla Statua della Libertà c'è un attracco dall'altra parte e pensa che lì vivono, dove c'è questo attracco, una ventina di barboni, perché è un punto che a loro piace molto, perché arrivano le barche, gli yacht, le barche a vela e allora li aiutano. Allora devi sapere che io sono andato lì e gli ho fatto vedere la mia fotografia, quella da barbone. Ma non ci credo, a quelli veri. No, ce l'avevo lì le fotografie. Allora l'hanno guardata, hanno detto complimenti, tu eri barbone come noi e poi sei diventato di nuovo un signore come sei adesso. Vediamo che sei vestito elegante, invece noi prima eravamo come tu sei adesso e noi adesso invece siamo barboni. Ma che bella storia, Mike, veramente. Allora gli ho detto, guardate che noi verremo con la barchetta a remi e dovete festeggiare quando arriviamo. Allora gli ha dato già un appuntamento? Sì, certo, si capisce. Va bene, allora faremo, ma io ti posso dire una cosa? Ti devo dire una cosa che ti farà sicuramente piacere. La sto leggendo in questo momento. Dove la sto leggendo? Dov'è? Cos'è sta roba? Guarda, senti. Ce l'hanno mandato quelli della nostra azienda per cui lavoriamo, Mike. E allora cosa dicono? Dicono che lo spot di quello che facciamo noi è vincitore della ricerca commissionata da Media Forum per la categoria telecomunicazioni, lo sapevi? Sei contento? Io sì, e tu? Anch'io, allora spero che faremo. Ma aspetta, ora ti dirò di più. Tu lo sai chi c'è ospite qui oggi? No, non posso saperlo. Certo, te lo dico io. Allora, sai quell'altra azienda dove c'è Christian De Sica? Sì, gli ho parlato ieri a Christian De Sica. Esatto, che fa il vigile insieme a quell'altro romano. Quell'altro? Sì, quello lì, l'altro vigile. Esatto, sai come si chiama quell'altro vigile? No, non me lo ricordo. Dimmelo. Rodolfo Valentino. Valeva un quinto che dicesse Valentino, un quinto valeva. Fantastico, veramente. È Rodolfo Laganà. Buongiorno signor Mike. Laganà? Sì. Siciliano, Calabrese. Di origine, è romano, però lui è romano, romanissimo. Però è un cognome della Calabria, della Sicilia. È vero, ed è quello che fa concorrenza a noi lui, però insieme a me, pensa che... Ma perché lo inviti lì se ci fa concorrenza? Subito, hai visto? Senti, voglio offrirgli subito una bevanda
tipo quella che hanno dato a quella spia russa a Londra? No, mai. Polonio, no. Ma no, noi non vogliamo la concorrenza. Certo, via, noi siamo da soli, io e lui dobbiamo stare da soli. Ma noi partiamo già battuti dalla vostra forza, noi ci proviamo, insomma, cerchiamo di fare il nostro meglio. No, ma siete molto bravi, devo dirlo, guarda che anche quello è un bellissimo bravo Mike, bravo, sportivo. No, è la verità, poi che è molto bravo. Sai cos'è? Che Mike, siccome di pubblicità ce n'è tanta, se è fatta bene meglio, visto che ce n'è tanta almeno voglio dire. Senti, sai, ti devo dire che ho guardato un po' di televisione negli Stati Uniti. Innanzitutto devo dire che noi siamo molto meglio come programmi, molto meglio, molto più curati e soprattutto fanno tanta pubblicità, ma che secondo me non vale niente. La pubblicità superata. Noi siamo molto più bravi in Italia. Siamo avanti noi, Niente, no. Ma guardate che Mike non sta dicendo un'eresia, che se gli americani ci abbiano ho guardato con attenzione. Fanno i programmi dove si ammazzano di botte dalla mattina alla sera, ma proprio si pestano, vero Mike? L'hai visto quello lì? Come si picchiano? Sì, si picchiano. Beh, sì, succede anche, ho visto ogni tanto. Ogni tanto qualche testata, qualche cazzottone succede. Sì, c'era senz'altro. Anche da noi qualche volta succede, Mike. Poche volte. Comunque, senti, a New York ha fatto un gran freddo. Lo so, me la dicevi. Ho dovuto venire via perché andavamo a Miami a prendere il sole. Invece lì ha sempre piovuto, mare in burrasca, non siamo nemmeno mai andati in spiaggia. Ma invece lì a Miami era tutto più bello. Ma ti ho appena detto, ma mi ascolti? A New York fa freddo. Io ho capito a New York. Io ho detto che siamo venuti via da New York, siamo andati a Miami a prendere il sole che non c'era perché era sempre brutto tempo. Avevo saltato un passaggio, Mike, scusa. Ma tu mentre parli con me ti occupi di altre cose? No, parlo con te e basta, solo che avevo saltato un passaggio. Allora, cosa mi fai ripetere 2 volte? Hai ragione. Non vorrei mai. Vabbè, comunque, tu l'ultima volta che sei stato negli Stati Uniti è tanti anni fa, No, 3 anni fa. Ecco, vabbè, allora ti prepari. Poi oltretutto adesso ti assicuro con questa nuova linea, questo aereo fantastico. Che aereo è? Vedrai che questa linea che è un piccolo aereo, quasi come fosse un aereo privato, c'ha invece? 45 posti in business. Pensa, 45 posti però, Mike, con le poltrone costa... più larghe della prima classe. Mezzo miliardo. Ma quanto costa però? No, costa, guarda, né più né meno come la business delle altre linee. Adesso poi la stanno lanciando. E come si chiama? Si può dire così? Certo che si può dire, è della Eurofly. Ah, me l'avevi detto l'altra volta? La Eurofly, certo. Ma poi la cosa fantastica è che ti presenti mezz'ora prima, non 2 ore prima. Ma te la storia delle mutande allora che ti hanno lasciato in mutande com'è? Perché poi quando sono passato mi hanno controllato, ma tutti gli altri sono passati velocissimi. Sei rimasto in mutande, vabbè, ok. Io non ci credo, però mai. Non ci credi, è la verità. Ma proprio solo mutande, manco i calzini c'avevi? No, quelli me li ha lasciati, mi hanno tolto le scarpe però. Scarpe, pantaloni? Sì. Tutto, persino la cintura, hanno controllato l'interno della cintura. Addirittura? No, perché hanno sentito il bip che era dovuto ai chiodi della gamba e allora lì apriti cielo, hanno chiamato 2 poliziotti, mi hanno messo in un angolo con le braccia alzate e ho dovuto stare così per 5 minuti. Ti rendi conto? Sì, Mike, ma scusa, ma tu come stavi messo sotto? Cioè, nel senso. Come sotto? No, tante volte. Metti caso, se a me delle volte mi togliessero le scarpe all'improvviso potrei avere un calzino bucato, io potrei averlo. Tu, voglio dire, avevi delle mutande a posto, tutto a posto? Cioè... no, perché sapevo che avrebbero potuto fare quel controllo, quindi mi ero cambiato le mutande prima di. Hai visto che come domanda non era del tutto? E poi avevo comprato dei calzini nuovi. Quindi era anche una mutanda un po' più grande, diciamo, no? Quella, io uso quelle bianche tipo della Cagi, no? Le incrociate. Le incrociate, sì, così almeno lì sembra un pantaloncino. Ma guarda, ti ho visto quando ti preparavi, che facevamo lo spot, avevi delle bellissime mutande rosa. Ma dai, ma che dici? Ma che dici? Ma questa non la sapevo. Baldini sta scherzando. Mike, no, vero che stai scherzando? Rosa. Ma dai, come ride.
Didin ti aspetta. Rosa. Sì, vabbè, magari che ci credono qua, farfalle, vabbè. Senti Mike, noi ti vogliamo... il conto delle telefonate che mi hai fatto a New York? Già, che quelle le paghi te un pochino. Vabbè, ma tanto tu puoi, Mike, dai. Figurati. Con tutti i soldi. Ho fatto qualche telefonata, $50 al colpo. Tu che mi hai parlato addirittura al doppio, sarà anche di più. Comunque sono in ansiosa attesa per l'omaggio natalizio della RAI. Mi raccomando RAI, fate un omaggio natalizio. Intanto vi comunico che abbiamo sforato il record di 10 minuti con gli spostati. Allora chiudiamo. Allora Mike, noi ti salutiamo e ci sentiamo non domani venerdì, ma lunedì. Perché non venerdì? Perché venerdì siamo registrati. E sabato? E sabato non ci siamo in onda. E domenica? Neanche. Vabbè, allora guarda, ti devo dire che forse lunedì ho una conferenza stampa, quindi non lo so se ti potrò rispondere. Però sarebbe bello nel centro della conferenza stampa con i giornalisti davanti. Tu allora, che mi rispondi può essere una bella idea. Saranno tutti i giornalisti. Dai, facciamolo Mike. A lunedì allora, ok? Ok. Ciao. Grazie. Ciao. Spostati. Ciao Mike. Spostati, a voi la linea subito. Scusateci spostati, ma c'era Mike, non potevamo. Meraviglioso. Non potevamo non tenerlo, ok? Grazie, chiudiamo così. Chiudiamo senza sigla. Ciao Rodolfo Laganà, grazie. Ciao.